Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno catturato alle prime luci dell'alba il latitante pluripregiudicato Fabrizio Arena, 30 anni, esponente di spicco dell''ndrangheta di Isola Caporizzuto, figlio del defunto boss Carmine. L'uomo, ricercato per mafia, omicidio ed estorsione, era fuggito il 26 novembre scorso all'operazione della polizia denominata Pandora, che aveva portato in carcere 37 persone, ed è stato trovato in una palazzina in località Steccato di Cutro. I carabinieri di Piacenza hanno sgominato un'organizzazione internazionale dedita al traffico di cocaina. Sono state arrestate 33 persone in 10 province d'Italia, tra di loro diversi affiliati alle cosche calabresi, dei Pelle Vottari e della cosca Coco Trovato, entrambe originarie di San Luca nel Regino e collegate ai cartelli colombiani della droga. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droghe ed una raffineria. La banda dei narcotrafficanti aveva come base anche un convento a Milano. Beni per un valore di 20 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Matrioska, scattata questa mattina ed eseguita in collaborazione con gli uomini dello Scico di Roma. Il patrimonio, sparso in numerosi comuni del Regino e nella capitale, è riconducibile ad esponenti di spicco dell''ndrangheta di Sinopoli. Gli immobili erano nella disponibilità del boss Carmine Alvaro, 57 anni, già da tempo in carcere. Si è costituito questa mattina alla Polizia Stradale di Frascineto Michele Di Puppo, 46 anni, presunto affiliato dell''ndrangheta di Cosenza. L'uomo era sfuggito ieri all'esecuzione del provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro nell'ambito dell'operazione 1981 per una presunta estorsione ai danni di un imprenditore di Amantea. Di Puppo avrebbe dichiarato di essere stato fuori regione e di essersi voluto consegnare alla prima stazione utile della polizia trovata al suo rientro. Lotta senza quartiere alla criminalità organizzata ma anche alla microcriminalità, evitando però la giustizia fai da te. E questa la parola d'ordine uscita dalla riunione del Comitato per la Sicurezza svoltasi nella prefettura di Catanzaro in seguito ai molti episodi criminosi avvenuti nella zona, per tranquillizzare i cittadini di Lamezia Terme e Soverato. Vi hanno preso parte il prefetto De Rosa, il questore Arturo De Felice, il sindaco di Lamezia Gianni Speranza e i vertici provinciali delle forze armate. Un masso di 8 metri è precipitato da un costone sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto Regino tra Santa Trada e Scilla. Al momento del crollo non transitavano fortunatamente automezzi. Il masso, finito sulla corsia di sorpasso in direzione nord, ha creato rallentamenti al traffico che per alcune centinaia di metri è stato deviato sulla corsia sud, temporaneamente a doppio senso di circolazione. Sul posto gli operatori dell'ANAS e la polizia. Una situazione di pericolo per la scuola Montessori e per uno stabile con circa 80 famiglie è stata segnalata dall'associazione Paidea in via Calipari a Crotone. Un alto muro di contenimento è crollato nel Natale 2008 senza nessun intervento da parte dell'amministrazione comunale ed altri segnali di cedimento si stanno manifestando sulla parte del muro ancora rimasta in piedi. Cedimenti del suolo si sono registrati anche sul marciapiede e danni sono stati segnalati ad alcune famiglie del palazzo. L'amministrazione provinciale di Catanzaro ha promosso presso il Palazzo di Vetro una festa per celebrare i 60 anni dell'Europa, coinvolgendo gli studenti delle scuole medie superiori. Durante la manifestazione si è svolta infatti la premiazione del primo concorso Nuove imprese creative ed innovative della provincia di Catanzaro 2009, con le scuole selezionate a Girifalco, Lamezia e Soverato premiate dal presidente Vandaferro. Si è svolta ieri mattina nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza la cerimonia conclusiva del premio giornalistico Maria Rosaria Sessa, organizzata dall'omonima Associazione Giornalistico Sentini e dalla provincia, durante la quale sono stati premiati gli studenti delle scuole vincitori del premio. Ospite d'onore della Kermesse il giornalista del TG2 Sandro Petrone, che ha tenuto una lezione sul tema dell'informazione. Al noto cronista, l'assessore provinciale alla cultura Maria Francesca Corigliano ha donato in ricordo un libro che raccoglie le immagini più belle del territorio cosentino.